Allora, la società nasce 20 anni fa, infatti quest'anno siamo nei festeggiamenti del ventennio, che sono già iniziati e si concluderanno a giugno con diversissime attività. La società, dicevo, è nata 20 anni fa, lentamente ma diciamo anche velocemente ha conquistato i vari gradini delle categorie regionali. Oggi siamo attualmente nel campionato maggiore di Serie C femminile regionale e nello stesso campionato maggiore di Serie C maschile regionale sempre. Abbiamo un bel numero di ragazzi e ragazze che frequentano le nostre attività. A livello di bambini piccoli ne abbiamo tantissimi e in più abbiamo collegate, perché noi siamo una polisportiva, da 2 anni, dall'anno scorso abbiamo iniziato anche con il settore calcio, per cui c'è un gruppo di bambini che danno vita micro, primi calci eccetera eccetera, sono lì e quindi ci troviamo con questa realtà che io definisco una bella realtà, ci impegna tantissimo chiaramente, però è una bella realtà che ci vede un attimino, come dire, protagonisti dei campionati in Sardegna. Allora, progetti e ambizioni, diciamo che da 3 anni a questa parte ci siamo ricavati un posto nell'alta classifica, lottando quasi sempre per i playoff. 2 volte su 3 ci siamo riusciti, una volta per un punto non è andata bene, per cui diciamo che il principale obiettivo sarebbe quello di continuare su questa linea con magari la possibilità di inserire qualche ragazza più giovane, però rimanere sempre insomma, su questo tipo di risultati. Questo sarebbe un ottimo obiettivo perseguibile. Quali punti di forza della San Giuseppe? I punti di forza sono che il gruppo è cambiato pochissimo, per cui è una squadra abbastanza collaudata, oltre che essere composta da persone abbastanza esperte, per cui speriamo che sia favorito l'inserimento delle giovani all'interno di un nucleo già abbastanza consolidato. Ad oggi il tuo compito è abbastanza agevolato dal fatto che comunque la San Giuseppe 3 anni, una formazione rodata, e quindi sarà una difficoltà per il tuo ruolo quello di istruire le nuove leve, le nuove ragazze che si affacciano al voli in Serie C. Ma sì, io quello che faccio sempre con le nuove ragazze che arrivano è quello di cercare innanzitutto di farle sentire a loro agio, di farle sentire parte della squadra, perché alla fine questo compito non c'è solamente da parte delle ragazze in campo, ma è anche compito dei dirigenti far sì che le ragazze si trovino bene, siano contente di stare nella nostra squadra, e quindi questo porta naturalmente anche a giocare in maniera più tranquilla, in maniera più serena.